Processo Mose, la giornata delle parti civili. Davanti al giudice dell'udienza preliminare, Andrea Edoardo Comez, si sono presentate associazioni ambientaliste, dei consumatori, Regione Veneto, Venezia Città Metropolitana, Ministero delle Infrastrutture, Presidenza del Consiglio ed altri, chiedendo di essere ammesse al processo come appunto parti civili contro i 12 imputati al processo per lo scandalo Mose. Enti e associazioni che si sono costituite parte civile nel processo Mose, rivendicando danni di immagine ambientali e per i cittadini. Un'udienza tecnica nel corso della quale i legali delle parti civili e i legali degli imputati si sono scontrati apertamente. C'è una sovrapproduzione di costituzioni da parte di queste associazioni ambientaliste, il cui scopo non capisco bene se sia quello effettivamente di tutelare delle situazioni giuridiche compromesse oppure sia un'occasione per lucrare dei risarcimenti. Da parte dei legali degli imputati vi è stato un fronte comune, obiettando punto per punto la richiesta di parte civile, alludendo alla mancata correlazione logica e diretta con il Mose, correlazione che invece le associazioni rivendicano. È in discussione la sovranità dei cittadini, la quale si deve poter manifestare nelle forme migliori. Si manifesta con la denuncia del singolo, come abbiamo fatto noi, si manifesta con la denuncia di un'associazione ambientalista, perché il Mose è una sciagura ambientalista, si manifesta come cittadini di Venezia nella comunità contro i danni che le risorse dirottati verso il Mose hanno portato alla città. Parti civili la cui costituzione non viene contestata nel merito da parte dell'avvocato di Giorgio Orsoni, che ne fa più una questione di tempi processuali. Ove ammesse tutte quante, finirebbero per, come temevamo, ingrossare un processo, un'udienza preliminare e poi il dibattimento, perché le parti civili sarebbero immanenti, causando lentezza nell'affronto della questione. Tra le parti civili che potrebbero vedersi accolta la richiesta alla Presidenza del Consiglio, chiamata a tutelare il buon andamento delle amministrazioni, la richiesta all'avvocato Mario Delia, antagonista elettorale di Orsoni nella campagna amministrativa in cui l'ex sindaco venne eletto. Costituzione di parti civili sulle quali il giudice ha rinviato ogni decisione alla prossima udienza del 4 novembre. Intanto, per Giancarlo Galan, fuori dal processo a seguito del patteggiamento e dopo aver lasciato Villa Rodella, si avvicina il tempo dell'affidamento ai servizi sociali. Mercoledì il Tribunale di Sorveglianza ne deciderà l'affidamento, che potrebbe essere alla cooperativa di Battaglia Terme Eco Officina. Galan per 2 giorni alla settimana dovrebbe insegnare educazione civica o italiano agli immigrati.